non posso non chiedere qualche cosa su questa prima squadra che immagino abbia fatta dormire un po' di ore in meno. Sì, devo essere onesto, è stata una settimana turbolenta e impegnativa. In settimana abbiamo deciso di cambiare la guida tecnica. Per prima cosa ci tengo a ringraziare il mister Moschetta e il suo staff, perché per questi mesi che hanno lavorato con noi sono sempre stati professionali al 100%, seri, disponibili, hanno fatto un bel lavoro. Poi qualcosa è andato storto, noi un segnale dovevamo darlo, abbiamo preso questa decisione. Logico che quando vieni da 2 sconfitte per 3-0 e l'ultima per 7-1, la responsabilità non è solo di una funzione, ma c'è anche una squadra, c'è anche una dirigenza, c'è anche una società, c'è anche il presidente, quindi tutti abbiamo delle nostre responsabilità e quindi dobbiamo adesso lavorare a testa bassa. Abbiamo presentato in settimana il nuovo mister Mauro Conte, gli auguro un buon lavoro e poi sappiamo che sono i risultati che parlano sul campo. Dovrà lavorare molto sicuramente sulla testa dei ragazzi, ma credo che andremo nella direzione giusta, vediamo. A dicembre bisognerà aprire la borsa. Vediamo come reagisce la squadra. Io sono convinto che la squadra, diciamo come qualità, avrà una reazione. Ripeto, il campo ce lo dirà. Se c'è la necessità lo faremo. Ecco. Grazie Presidente. Grazie a voi, buona serata, buon giorno.